Buongiorno, mentre man mano le persone si collegano, vi do il benvenuto a questo secondo webinar della serie Lavorare al tempo del Covid-19. La scorsa settimana abbiamo parlato della didattica a distanza, questa settimana invece parleremo di cosa significa lavorare in smart working. Questa serie di webinar è stata proprio pensata per accompagnare questo momento particolare in cui ognuno si è trovato improvvisamente a confrontarsi con questi nuovi strumenti di lavoro e di formazione. Ma questo webinar, questa serie di webinar nasce in realtà in un percorso che abbiamo già avviato con il professor Gubitta all'interno dell'Osservatorio Capitale Umano e Formazione Lavoro di Fondazione Nord-Est. Il focus di quest'anno era legato all'utilizzo del digitale e soprattutto alla comprensione di come gli strumenti digitali in realtà siano appunto solo strumenti che hanno necessariamente come presupposto una serie di competenze, la capacità di saper riorganizzare i propri luoghi di lavoro, i propri mezzi, le proprie modalità di lavoro per raggiungere i propri obiettivi. Vuole quindi essere in questa continuità, in questa attenzione al tema del digitale, la nostra proposta di questi 5 webinar per tutti i giovedì di aprile. Il webinar di oggi vede due protagonisti, la dottoressa Roberta Fagotto della SIT e il dottor Gianluigi Cogo della Regione Veneto. Vi racconteranno le loro esperienze, ma lascio la parola al mio collega in questa avventura, il professor Paolo Gubitta, per una presentazione del webinar di oggi. Bene, io ringrazio la dottoressa Oliva e do il benvenuto agli amici e colleghi, in quanto ci occupiamo di lavoro, dottoressa Fagotto e il dottor Cogo, e alle oltre 100 persone che sono collegate con noi adesso. Come diceva bene la dottoressa Oliva, oggi il tema è lo smart working, ma si inserisce in un contesto che provo a tracciare velocemente. E il contesto è il contesto di una trasformazione delle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, una trasformazione che è avvenuta giocoforza, nel senso che il sistema nella sua complessità è stato costretto a rivedere le prassi gestionali in tempi rapidissimi e dentro un contesto istituzionale, giuslavoristico, di parti sociali, di relazioni tra parti sociali, che per molto tempo ha avuto un rapporto, diciamo, non idilliaco o non propriamente accondiscendente nei confronti dello smart working. Quindi ci siamo trovati come comunità di imprese, di pubbliche amministrazioni, tutta la gente che ha a che fare con il lavoro, a trasformare rapidamente il modo di lavorare da un modo all'altro. Allora, l'oggetto all'interno di questa svolta velocissima, non affrontiamo oggi la tematica giuslavoristica, che per lei, dottoressa Fagotto, e per lei, dottor Cogo, è un vincolo. Possiamo considerarla anche poco interessante, ma è comunque un vincolo col quale convivere in questa fase. Lasciamo e non tocchiamo questa tematica e parliamo del come si fa. Come si fa? Quindi quali sono le condizioni interne all'organizzazione che rendono un'organizzazione più capace di accedere e far accedere alle persone, le persone a questa modalità di lavoro in tempi rapidi. Quindi è sul come. Il cosa, che si chiami smart, che sia uno smart un po' anacquato, è più da remoto che a distanza, lasciamolo sullo sfondo per il momento, no? Il punto è come. E il come, e qui oltre che rivolgermi a voi mi rivolgo alle persone che ci stanno ascoltando, si inserisce in un percorso che è fatto di 5 tappe. Oggi parliamo con le aziende, private o pubbliche, non ha importanza. La settimana scorsa abbiamo parlato con la scuola. La prossima settimana avremo l'architetto Palù che ci dirà il dove si fa il lavoro smart, a distanza o da remoto, come volete, quindi gli spazi dentro le stanze di vita quotidiana adibiti d'emblée al lavoro, con tutte le problematiche connesse. Fra 2 settimane poi andremo a vedere il tema dello smart working dalla prospettiva di chi lo fa, non di chi lo organizza,
di chi si è trovato d'emblée a dover dire lavora da casa. E ultimo in ordine di tempo, ma non meno importante, finiremo portando a discutere con noi qualche studente, qualche studentessa che il teaching a distanza non lo fa, ma fa il learning a distanza, quindi si trova dall'altra parte e ci dirà come percepisce questa nuova modalità di apprendimento. Una piccola chiosa personale, poi cominciamo subito a lavorare. Ieri sera ho avuto una lunga chiacchierata telefonica dalle 8:30 quasi alle 10 con i rappresentanti degli studenti del corso di laurea di cui sono presidente, perché mi hanno fatto notare una serie di esigenze degli studenti a cui io sto insegnando in questo periodo. Quindi ha portato la prospettiva degli studenti che ascoltano noi che insegniamo, e ho scoperto cose, esigenze, priorità che non mi sarei mai immaginato. Quindi noi chiuderemo questo percorso sul lavoro dando la parola a chi fa il lavoro da casa o fa l'apprendimento. Bene, tutto ciò detto, cominciamo, se chiedo alla dottoressa Oliva di Certo, partire. allora iniziamo subito il nostro incontro cercando di capire con i nostri ospiti, al di là delle loro esperienze dirette che ci racconteranno successivamente, quali sono dal loro punto di vista e rispetto alla loro esperienza le precondizioni necessarie per attivare, per realizzare uno smart working veramente efficiente. Quali sono gli strumenti, quali sono le competenze, le modalità, i ruoli che possono essere coinvolti. Inizierei con la dottoressa Fagotto. Rispetto alla sua esperienza, quali sono le precondizioni necessarie? Innanzitutto grazie per questo invito e per questa bellissima opportunità di condividere quella che è stata un'esperienza che noi abbiamo applicato all'interno del nostro contesto e metterla a disposizione di chi insomma abbia la volontà di intraprendere un percorso spero simile. Innanzitutto, prima di dire il come, vorrei contestualizzare il chi siamo e il quando è avvenuto il nostro avvicinamento a questa nuova modalità organizzativa. Allora, SIT, per chi non la conosce, è un'azienda storica, ormai più che azienda è una pocket multinational, come amiamo definirci, e ha come core business lo sviluppo di soluzioni smart per il controllo energetico e climatico e per la misurazione dei consumi in un'ottica di mondo sempre più sostenibile, quale quello che siamo poi tenuti ad agire da qui al prossimo futuro. Nel contesto che viviamo si definirebbe quella che è una realtà metalmeccanica, okay, del nostro Veneto, B poi di paesi comunque esteri nei quali noi siamo presenti, vedi Messico, vedi Cina, vedi Romania, vedi Olanda, eccetera. Quindi questo è il contesto, un contesto che tendenzialmente viene considerato tradizionale. Non apparteniamo al settore dei servizi, che sono contesti più agili, e nemmeno a contesti insomma molto ricchi come possono essere contesti farmaceutici, contesti del lusso, eccetera. E questo è il contesto. Il quando è successo, devo dire che noi ci siamo approcciati a questo cambiamento e a queste modalità di vedere il lavoro in un'ottica diversa già a settembre dello scorso anno. E questo perché? Perché la nostra azienda stava vivendo quello che era un ripensamento sia organizzativo che strategico, tant'è che abbiamo rivisto anche banalmente la mission, la vision assieme al presidente del management team l'anno scorso, e di conseguenza anche un ripensamento di quello che era la cultura dell'azienda. E voi mi insegnate che inevitabilmente le risorse umane, quando si tratta di cultura, ci si ficcano inevitabilmente in mezzo. Il driver però era chiaro, era un driver votato
ad un contesto che voleva comunque mantenere un'innovazione non necessariamente di prodotto, quale quella per la quale tendenzialmente ci caratterizziamo, ma anche un'innovazione legata ai processi e a quella che è la cultura. Quindi volevamo anche noi appartenere a quella categoria di modernità e di agile che oggi contraddistingue le aziende del futuro. Quindi questo è stato, diciamo così, l'humus da quale poi abbiamo iniziato a pensare di dare il nostro contributo, volendo in qualche modo agire in maniera diversa sull'aspetto della cultura del lavoro. Abbiamo cercato di non farlo in maniera sprovveduta, quindi da top down come tendenzialmente può succedere, ma partendo da una survey fatta a tutte le figure impiegatizie, quindi quelle che effettivamente non avevano bisogno di una fisicità lavorativa, e abbiamo sottoposto loro effettivamente questa survey, chiedendogli inevitabilmente quelli che potevano essere gli aspetti logistici, no? Qual era il mezzo di trasporto con cui venivano al lavoro, la distanza dal lavoro, eccetera, eccetera. Se ritenevano di appartenere ad un'azienda flessibile o meno, se ritenevano che la cultura dell'azienda era una cultura pronta a sostenere un cambio culturale di questo tipo, e non da ultimo il perché potevano ritenere che questa nuova modalità di lavoro sarebbe stata utile per loro. Allora, devo dire che siamo stati sorpresi, questa è stata una delle prime sorprese. Allora, qualche dato, il 50% della popolazione affrontava più di 40 km al giorno per venire al lavoro e tendenzialmente lo faceva con mezzi privati e quindi con l'auto. Riteneva che c'erano delle forme di flessibilità in azienda ma non abbastanza. Avevano dei dubbi che la cultura aziendale sarebbe stata pronta ad assorbire questo contraccolpo, e ritenevano lo smart working importante non tanto per quello che viene evidenziato in questo periodo, ovvero la conciliazione vita lavorativa e vita privata, ma perché sostanzialmente hanno dichiarato che volevano essere più produttivi loro stessi e misurati costantemente sui task. Noi già lo facevamo con degli strumenti che le aziende tradizionalmente hanno, quindi con obiettivi assegnati ed individuali, però c'è stata questa voce importante che veniva dall'organizzazione e che a maggior ragione chiamava questo tipo di approccio. Abbiamo accettato la sfida, quindi siamo partiti a settembre con un progetto pilota e contestualmente, devo dire, per un incrocio di progetti che abbiamo portato avanti, abbiamo anche applicato in azienda un assessment sulle competenze digitali delle nostre persone. Competenze inteso proprio come competenze tecniche e come mindset, quindi con queste due dimensioni. Allora, non eravamo sopra la media, lo specifico per competenze digitali, tanto da farci dire di affrontare con serenità un cambio di questo tipo, eravamo nella media. Da qui abbiamo supportato e sostenuto poi con della formazione su dei tool e poi vi racconto com'è andata. Ci sono state però delle condizioni importantissime affinché questo progetto, anche pilota, potesse partire. E mi riferisco soprattutto anche a quelle che sono delle infrastrutture a sostegno di questo tipo di cambiamento. Noi già nel 2019, agli inizi del 2019, avevamo messo il gestionale aziendale in cloud, quindi effettivamente non era vincolato a delle macchine fisiche aziendali. Avevamo anche lavorato per una virtualizzazione delle infrastrutture delle workstation grafiche, cioè i CAD, ok? In modo tale che le persone potessero anche da remoto lavorare su disegni, visto che comunque la nostra è un'azienda ingegneristica. E durante il corso del 2019 avevamo fatto un rollout del sistema operativo passando a Office 365 di Microsoft.
all'interno del quale, per chi non lo sa, c'è un sistema di web meeting che si chiama Teams, al quale noi inevitabilmente afferiamo e che ci ha permesso poi di fare molto. Quindi le nostre persone avevano una VPN, avevano la possibilità di accedere da remoto ai servizi, alle applicazioni, alle cartelle per lavorare, e questo è stato la precondizione per poi permetterci di ragionare in maniera costruttiva su un progetto pilota già a settembre di una sessantina di persone che potessero lavorare da casa, non da casa, che potessero lavorare non in azienda per un giorno alla settimana. Siamo partiti in questo modo. Bene, quindi se provo prima di passare poi la parola al dottor Cogo, i tre concetti chiave sono un lavoro sul lavoro, sulle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, inserita in un disegno più ampio di riposizionamento strategico dell'azienda, e contemporaneamente, come avrebbe detto Crozier molti anni fa, no? L'impresa all'ascolto non dell'esterno, no? Ma all'ascolto dell'interno, quindi una survey tra le maestranze in modo tale da avere la percezione della percezione loro e anche delle loro esigenze. In più, infrastrutture. Quindi non è un gigante dai piedi d'argilla, ma il terreno è solido. Se non ci fosse l'infrastruttura, tutto il resto sarebbe sarebbe impossibilitato a mettere l'energia a terra. Dottor Cogo. Sì, grazie innanzitutto dell'invito, è un piacere parlare di queste cose, soprattutto perché anche a me interessa parlare dello smart working e non di quello che stiamo vivendo in questi giorni, che purtroppo volontà politica e giornalistica lo hanno etichettato con un termine che non è assolutamente proprio. Però dovremmo farcene una ragione e forse dovremmo anche sfruttare l'occasione per capitalizzare il fatto che perlomeno è stato sdoganato il termine e quindi poi riportarlo al valore originale. Detto questo, noi siamo un po' diversi ovviamente, perché essendo pubblica amministrazione credo che dal punto di vista del pragmatismo e del conservatorismo siamo secondi forse solo alla Chiesa Cattolica, nel senso che per fare cambiamenti ci vogliono millenni, no? E quindi potete immaginare voi che queste cose, specialmente se vanno ad intaccare istituti che sono di emanazione e provenienza ormai cristallizzata e continuativamente, che fa riferimento a quella borbonica, no, non è facile. Quindi abbiamo dovuto muoverci come hanno fatto le pubbliche amministrazioni fino alla prima direttiva del ministro Dadone, con la formula delle sperimentazioni. Non c'era nessun altro modo, perché l'istituto, pur essendo stato normato, perché c'è una legge di 2 anni fa che di fatto dice si può fare, non era mai stato disciplinato, non esisteva, anzi a tutt'oggi non esiste una disciplina diciamo completa. Esistono molte sperimentazioni e poi esiste la forzatura di questi giorni che, come ho premesso, mi trova abbastanza distante per quanto riguarda l'etichettatura. Detto ciò, le sperimentazioni ce ne sono state molte. Noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare ad una delle sperimentazioni, non perché ci abbiamo partecipato noi, ma perché lo sta dicendo anche il ministro, e probabilmente è stata la migliore che è stata mai fatta in Italia. Vi spiego perché abbiamo fatto questa sperimentazione. Io mi occupo fondamentalmente di programmazione, quindi partecipo o gestisco call, bandi a livello nazionale, regionale ed europeo, per cui l'occasione era ghiotta di partecipare a una call nazionale. In questo caso era un finanziamento europeo a valere sul PON Governance, che è uno dei tanti programmi operativi gestiti dallo Stato, dove si andava a riusare un'esperienza di un'altra pubblica amministrazione. Ecco, queste sono quelle situazioni tipiche di networking, di scambio di buone pratiche che a volte si fanno nella pubblica amministrazione e che pian piano cercano di accelerare un po' il cambiamento. No, siamo in questo caso nell'ambito comunque di una trasformazione digitale. Mi è piaciuto prima il tema del mindset, che va a toccare tutto il tema anche delle competenze trasversali, eccetera, eccetera, un po' della cultura
della cultura digitale scarsissima che c'è soprattutto e non solo nella pubblica amministrazione. Quindi era un'occasione ghiotta. Io mi occupo di Open Innovation, per cui abbiamo messo subito dentro anche questo progetto nell'ambito dei progetti di Open Innovation di Regione Veneto. Poi vi spiego anche perché si aggancia a tante altre cosucce, a tanti altri progetti che stiamo gestendo. Quindi partiti lancia in resta assieme alle altre regioni, belle grosse, perché insomma Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Trentino, Friuli, cioè abbiamo studiato. La cosa che si fa in questi casi è studiare, perché l'unica esperienza che avevamo all'interno dell'amministrazione era il telelavoro, quindi quell'estensione, diciamo, dell'ufficio fino a casa, come dico io spesso, quel budello di rete che arriva fino a virtuale, fino alla scrivania a casa, che però di fatto era un'esperienza relegata a pochi addetti che avevano delle necessità, ma che non andava ad intaccare assolutamente il modello organizzativo di riferimento della pubblica amministrazione. Quindi abbiamo studiato, abbiamo lavorato assieme agli altri, siamo stati 2 anni insieme a queste regioni, poi anche comuni grossi come ad esempio il comune di Bologna, anche unioni di comuni più piccoli, in modo da avere una scala di pubbliche amministrazioni un po' variegata, ed è nato veramente un bel progetto. Il progetto si chiama Vela, che vuol dire veloce, agile e leggero. Fra l'altro trovate tutto, faccio un po' di pubblicità, sul sito di Regione Veneto, smartworking.regione.veneto.it, trovate anche tutti i materiali relativi a questa progettualità e ai risultati attesi che fra un po' vi racconto. Beh, abbiamo studiato e abbiamo capito la prima cosa fondamentale. Lo smart working non può e non deve essere gestito da una singola unit dell'organizzazione, cioè non può essere affidato, ad esempio, tipicamente al Dipartimento delle Risorse Umane, e questo fatto disciplinare ha risolto il problema. No, è sicuramente un istituto che ha bisogno di un approccio multidisciplinare, perché all'interno, abbiamo già sfiorato anche nell'introduzione del professor Gubita, ci sono temi di vario tipo. Ad esempio ho visto che parlerete nei prossimi seminari anche di spazi, perché si vanno a rivedere gli spazi, si vanno a rivedere appunto le competenze digitali, si vanno a rivedere aspetti di comunicazione, di formazione, di sicurezza, c'è tutto il tema del monitoraggio con gli indicatori, quindi, e c'è soprattutto un tema di accompagnamento, quindi un tema di change management molto forte che va studiato e ovviamente va poi realizzato con delle azioni veramente puntuali. Change management è nella pubblica amministrazione uno degli aspetti sui quali bisogna porre molta ma molta attenzione. Perché? Perché fondamentalmente la pubblica amministrazione, un po' come la grande industria, essendo un elefante, quindi essendo molto lento, essendo anche molto pesante, di solito si organizza in modalità verticale, no? Cioè nella sua modalità verticale l'organizzazione si assicura delle eccellenze e quindi a capo di ogni settore ha sicuramente delle persone preparatissime. Io vi sfido in pubblica amministrazione a non trovare esperti di ogni cosa, vanno dall'ingegnere all'avvocato all'architetto, sono bravissimi e nella loro verticalità rimangono così per 30-40 anni di lavoro. Se gli chiedete cosa sta succedendo al mondo, non se ne rendono più conto. Quindi da un punto di vista trasversale, tutto quello che li circonda, tutto quello che avviene e che sta rivoluzionando anche i processi organizzativi, ovviamente lo rigettano perché sono fortemente impegnati nella loro verticalità. Capite che fare change management in queste condizioni è veramente, ma veramente difficile. Per cui è chiaro che qui abbiamo dovuto fare delle scelte, e le scelte sono anche da un punto di vista di accompagnamento, e quindi con la formazione e poi con i seminari che abbiamo fatto, bisogna distinguere, perché abbiamo da un lato i manager, da un lato abbiamo gli smart worker, cioè coloro che poi alla fine conquistano questo contratto individuale, e poi abbiamo quello che noi chiamiamo il leading group, che di fatto è una struttura trasversale che governa l'evoluzione di questo istituto e governa anche l'accompagnamento per renderlo il più possibile ottimizzato alle esigenze dell'amministrazione. In Regione Veneto noi abbiamo questo, abbiamo chiamato leading group, è di fatto un tavolo di lavoro
che in questi anni si è riunito ed è da questo tavolo di lavoro che scaturiscono poi le azioni, no? Scaturiscono le azioni di formazione, si vengono scelti gli indicatori, si costruisce ad esempio l'accordo individuale, perché l'accordo individuale, lo so che il problema, l'abbiamo detto prima, giuslavoristico, lo dobbiamo dare per assunto, però l'accordo individuale non è una cosa che si fotocopia da un modello. L'accordo individuale è una negoziazione fra il manager e il lavoratore, perché all'interno di quel accordo individuale vanno inseriti gli obiettivi e su quegli obiettivi si misurano i risultati. Gianluigi, una cosa, scusi se la interrompo, perché quindi è come se lei ci stesse dicendo, no? Che o è di tutti, cioè lo smart working o riguarda tutti o è meglio non farlo. Primo elemento. Secondo elemento che è molto interessante, c'è questo leading group, che immagino sia una sorta di gruppo di lavoro che si riunisce periodicamente, giusto? Persone che non sono dedicate sistematicamente a questa cosa, ma che periodicamente dedicano del tempo a fare questo. E poi l'altro aspetto è che coinvolge la misurazione della prestazione, gli indicatori per la misurazione della prestazione, le relazioni, chiamiamolo così, industriali, o meglio, il contratto individuale, no? E quindi in qualche modo è sartoriale, nel senso che ha bisogno di un approccio che è worker-centered, no? Quindi un approccio che non può essere in qualche modo standardizzato per tutti. Giusto? Assolutamente, nel senso che non si può mettere all'interno di un contratto collettivo e dire c'è questo istituto e va fatto così. È impossibile, perché le organizzazioni hanno scale diverse, hanno modelli organizzativi abbastanza simili, ma spesso non sono uguali. Provate a pensare dal piccolo comune al ministero, alla regione o al comune metropolitano. No, cambiano molto le cose, anche sul discorso delle tecnologie poi, perché nel tavolo di lavoro ovviamente è multidisciplinare, nel multidisciplinare c'entra anche l'ICT. L'ICT con le sue scelte è importante, ma è importante se ha anche la disponibilità di fare delle scelte nel piccolo comune, ad esempio accedere a quello che dicevamo prima, magari a una migrazione sul cloud di alcune applicazioni, beh, dipende dalla capacità, quindi se ci sono le competenze, dipende dalla disponibilità economico-finanziaria, dipende dai tempi e da chi sa governarle queste cose. Quindi capite che nella pubblica amministrazione non puoi fare un contratto fotocopia e tutti quanti si adeguano a questo. Ecco perché il leading group io lo consiglio. È vero che ad esempio nel mio ruolo io sì ho proprio l'afferenza di occuparmi di smart working in tutto il Veneto, perché poi noi facciamo anche un progetto che si chiama Veneto Agile in collaborazione con ANCI, dove andiamo sostanzialmente a divulgare non soltanto il paradigma, ma anche ad accompagnare i comuni più piccoli a come addivenire a questo istituto con quello che hanno. Ecco perché è sartoriale, perché noi cerchiamo di adattarci a capire tu che cos'hai, quali sono le esigenze, come è fatta la tua organizzazione. Ecco, probabilmente anche dal valore del progetto Vela possiamo darti, noi lo chiamiamo kit, sostanzialmente la scatola degli attrezzi, possiamo darti alcuni attrezzi per poter attivare da subito lo smart working. Però sono d'accordissimo, è assolutamente sartoriale. Ultima cosa sul change management, poi per non rubare troppo tempo, scusatemi. Sul change management però c'è un piccolo problemino legato proprio alla pubblica amministrazione e alla reputazione della pubblica amministrazione. Come sapete, la pubblica amministrazione non gode di grande reputazione, diciamo, né da un punto di vista politico né da un punto di vista diciamo di stampa, quindi anche da un punto di vista mass mediale non è che godiamo di grande reputazione. Quindi nel momento in cui anche si fa la corretta comunicazione, perché la comunicazione serve per divulgare e serve per accompagnare, per convincere, no? Per fare opera di persuasione, noi sapevamo dall'inizio, eravamo avvertiti, attenzione che il sentiment è negativo. Perché? Perché eccoli i soliti dipendenti pubblici che già lavorano poco, adesso stanno a casa sdivanati a non fare niente. Combattere questo tipo di retropensiero e quindi di sentiment negativo è una sfida da un mio punto di vista che porta anche un dispendio di energie diverso dal settore privato, dove invece questo tipo di atteggiamento viene giustamente considerato una logica evoluzione innovativa e quindi che avvantaggia tutti. Da noi abbiamo anche questo problemino.
Okay. Silvia, faccio solo una chiosa, poi ti lascio la parola. Gianluigi, quello che ha detto è molto interessante e promettente. In che senso? Nel senso che pone attenzione sul fatto che il percepito, io da qualche parte, poi ve lo mostro qui, ho un libro di Mariolina Toniolo, che era una dipendente pubblica, pubblicato con Ediciclo Portogruaro un po' di anni fa, che si intitola Pagati per vergognarci. No? Quindi il percepito, ed è un libro bellissimo che dà evidenza del fatto che la percezione di sé o come veniamo percepiti è importante. Ecco, in questi contesti, nella logica del change management, diventa particolarmente importante piccoli successi che vanno celebrati perché aiutano, quindi il progetto Vela, il fatto che ci sia Veneto agile, leggero, disponibile, no? Che si generi conoscenza diffusa sui risultati, perché questo alimenta i processi di cambiamento e di fiducia tra tutti noi, perché anch'io, come probabilmente lei, siamo dipendenti pubblici, e in chi riceve i nostri servizi. Silvia, ti ripasso la parola. Bene, allora abbiamo sentito pur nelle diverse esperienze privato e pubblico che ci sono alcuni temi comuni, se non il primo sicuramente è il tema della preparazione della struttura dell'organizzazione a questa nuova esperienza, il fatto che deve riguardare l'organizzazione nel suo complesso e quindi la cultura dell'organizzazione che sta alle spalle di questa scelta, ma che poi deve essere ritagliato sulla singola persona che viene coinvolta. Poi penso che avremo tempo di parlare di come si valutano anche le prestazioni, come si possono accompagnare anche i lavoratori nella loro attività di smart worker. Direi a questo punto che è il momento di approfondire le diverse esperienze. Abbiamo sentito quali sono stati i presupposti dell'esperienza di SIT e chiediamo invece a questo punto alla dottoressa Fagotto di raccontarci un po' più nel dettaglio quali sono stati poi i processi coinvolti, i supporti utilizzati e quali sono dal punto di vista della dottoressa Fagotto i risultati ottenuti e i risultati attesi, quindi in qualche modo anche raccontando quali sono state le criticità che sono emerse in questa esperienza. È interessante quanto diceva il dottor Covo e lo completo un po' prima di rispondere alla sua domanda su quella che è la contrapposizione mondo privato, mondo pubblico. Perché nel nostro, diciamo così, processo di change management, alla fine, lavorando già per task come azienda, dovevamo aggiungere semplicemente, tra virgolette, la fiducia nei confronti dei lavoratori, no? dei nostri collaboratori e dei nostri colleghi, che poi ha reso, e lo racconterò quando vi spiego come abbiamo strutturato il percorso, vincente per quanto ci riguarda poi il primo progetto, tanto da farci poi continuare su questa strada. Allora, come vi dicevo, a settembre del 19 siamo partiti con un progetto pilota di una sessantina di persone che ogni tanto quando lo raccontavo in giro mi dicevano, beh, 60 persone non è neanche tanto pilota, no? Perché è un numero importante, di solito si parte con una popolazione più ristretta. In queste 60 persone appartenevano, come si usa di solito fare, a delle staff, perché è la cosa più semplice, quindi sicuramente HR, sicuramente Finance, Governance and Legal, Digital Transformation, eccetera. Ma abbiamo voluto poi coinvolgere due processi operativi aziendali. Uno è un processo di procurement in una delle due divisioni e l'altro è un processo allargato, ricerca e sviluppo, procurement and sales, nell'altra divisione. Questo per vedere, in un'ottica agile, abbiamo fatto, diciamo così, il primo sprint. Abbiamo cercato di capire, messo in atto quella che è una popolazione che potesse utilizzare questa nuova modalità, che cosa succedeva. Non solo sulle staff, che quindi fanno da service e da supporto, ma proprio sui processi operativi. E devo dire che al di là insomma, della prima giornata in cui l'help desk ha avuto poi 1000 chiamate, come immagino succeda, è partito
Allora, innanzitutto è partito con una grandissima responsabilizzazione su tutte le persone coinvolte, perché si sono sentite responsabili, diciamo così, del successo di questo progetto a livello aziendale. Ovvero, se avessero fallito loro, non avremmo più continuato con tutto il resto della popolazione e avremmo fatto abortire il progetto. Per cui paradossalmente si sono impegnati il doppio nel ottemperare a tutti gli impegni, a tutte le regole, ma forti di questo, di non voler fallire per non mettere i propri colleghi nelle condizioni di non poterne usufruire. L'altra cosa è che tutto ha funzionato e anche di più, nel senso che in questo momento ci stiamo trovando quasi in una situazione poi a dover mettere un freno rispetto al commitment delle persone. A metà del primo progetto pilota, che doveva durare 4 mesi, abbiamo fatto anche un focus group per cercare di capire sia con i responsabili che con le persone stesse, con i collaboratori di questi responsabili, che cosa stava succedendo, proprio per capire se dovevamo fare dei fine tuning, cambiare qualcosa, cambiare qualche modalità, se c'erano delle derive o meno. Devo dire che quello che ci siamo portati a casa sono state delle dichiarazioni molto importanti, ovvero che tutti hanno dichiarato, da responsabili a collaboratori, che la fiducia era il pilastro più importante di questo progetto, che era considerato addirittura un valore inquantificabile e incontrollabile. Scusa Roberta, dottoressa Fagotto, scusi, la fiducia in che senso? Fiducia nella capacità del progetto, cioè in che senso la fiducia? No, la fiducia nel fatto che le persone avrebbero lavorato tanto quanto e anche di più rispetto alla giornata aziendale, in azienda. Addirittura provocandoli abbiamo chiesto loro a entrambi, ribadisco, se potevamo applicare dei KPI. E anche i responsabili ci hanno risposto che applicare dei KPI era una cosa irrisoria nel momento in cui la giornata lavorativa non veniva misurata per numero di mail piuttosto che per numero di telefonate, nemmeno in sede di lavoro, quindi a maggior ragione perché doveva essere misurata da remoto. E che il vero indicatore della performance alla fine era l'NBO, per cui era quello che certificava se effettivamente una persona stava facendo quello che era il suo compito con la responsabilità dovuta, che noi abbiamo chiamato ad avere, perché noi abbiamo chiesto loro una certa responsabilità e loro, secondo me, noi ci hanno ripagato molto più delle aspettative. Questo è un po' quello che ci siamo portati a casa. Abbiamo chiesto loro anche quali potevano essere delle aree di miglioramento. Devo dire che quello che ci hanno consigliato è sicuramente irrilevante, la possibilità di accedere alla domanda per la giornata di smart working nel sistema presenze 24 ore prima e non 48, magari ci hanno chiesto alcuni affinamenti sulle infrastrutture in modo tale che fossero più veloci, eccetera, però veramente irrilevanti. La cosa interessante è che poi a questi focus group hanno partecipato delle persone anche da remoto, la cosa bella, e quindi era già un preludio, no, di quello che oggi in realtà è diventata la normalità. Bene. Posso inserirmi? Sì, c'è una domanda per la dottoressa Fagotto, un po' ne ha parlato nell'introduzione. Chiedevano le competenze del management dal punto di vista culturale e dal punto di vista proprio della professionalità rispetto alla scelta di fare questo smart working. Quali sono le competenze, la cultura dei manager che accompagnano la scelta di fare smart working?
Domanda difficile. Allora, devo dire che il nostro management team ha una popolazione abbastanza eterogenea. Ci sono figure, diciamo così, più sia con mindset e skills più avanzate e anche figure che non sono, lo dico male, così abili. Però io sono stata sorpresa più che altro da queste ultime perché si sono messe in discussione in una maniera fantastica e sono state le prime a stupirsi e a sponsorizzare subito dopo l'inizio ulteriormente il progetto e le modalità. Perché come sta capitando a tutti gli 8 milioni ormai di lavoratori che sono a casa e che lavorano con questa modalità in questo momento, all'inizio sembra strano, dopodiché scopri tutti quelli che sono i pregi di una modalità lavorativa di questo tipo, che ormai sono sulle pagine di qualsiasi giornale, focalizzazione, quindi a casa hai addirittura la possibilità di pensare e non solo di agire, e dopo effettivamente la produttività e l'efficienza delle cose che fai. Per cui è stata una delle varie scoperte e ci siamo tutti stupiti in un certo senso quando l'abbiamo approcciato. E ben venga. Un'ulteriore domanda, ci diceva che il vostro progetto prevedeva una giornata di smart working alla settimana. A parte la situazione attuale, siete arrivati a pensare a più giornate, a rendere qualcosa di fruibile in più giornate durante la settimana o pensate di rimanere su questo tipo di impostazione? Allora, mi coglie impreparata, nel senso che all'inizio il progetto prevedeva questi 2 piloti e poi progressivamente avremo allargato, no, a questa, diciamo così, avremo creato questo effetto alone per poi allargarlo eravamo in 160 nel primo progetto pilota, oggi siamo in 245, ci saremmo arrivati probabilmente in 1 anno e mezzo, ok? E poi altre interrogazioni erano sui plant produttivi, perché poi i plant produttivi hanno diciamo così, l'abitudine di vedere le persone degli uffici lavorare a fianco più che da remoto. Devo dire che è stato, ribadisco, un mettersi molto in discussione da questo punto di vista e anche col precipitare della situazione in un certo senso. Chiaro. Perché col precipitare della situazione in un battito d'ali ci siamo trovati nella condizione di mettere tutte le persone a casa per 5 giorni alla settimana. Avremmo voluto creare questo effetto alone per poi porci il problema se da 1 passare a 2. Qualcuno ha già risposto per noi in questo momento. Prima di dare la parola, scusa Silvia, al dottor Cogo, solo alzo la palla alla dottoressa Fagotto per il passaggio successivo. Dalla sua argomentazione, no, qualcuno potrebbe dire, ma mi stai parlando solo del lato bello della faccenda, sembra che tu non riesca a vedere che ci sono anche dei potenziali lati negativi. Allora alzo la palla perché so che avete, l'ho letto sui giornali, che avete fatto una sorta di netiquette per aiutare le persone a gestire il lavoro da casa in maniera adeguata, no? Evitando le derive della giornata di lavoro che non ha più confini. Ma di questo parleremo dopo. Però insomma vorrei bloccare, se eventualmente ci fosse sul nascere, eventuali, no? Persone che dicono ma ci raccontano solo il lato nobile della faccenda. No, qua siamo di fronte a un'azienda che è anche consapevole che non c'è solo il lato nobile e che si fa carico, giusto? Si è fatta carico di provare a dare degli strumenti. Silvia, lascio a te riprendere. Sì.
Grazie. Allora, sicuramente due parole mi vengono da questa sintesi di quanto è avvenuto in SIT e sono i due temi, diciamo, sui due fronti. Da un lato la fiducia e dall'altra la responsabilità, che si sono incontrati in questa sperimentazione come elementi, come pilastri fondamentali per la buona riuscita, e mi pare di capire che in qualche modo hanno reso, non dico se non inutile, ma quantomeno meno stringente anche il tema della misurazione dei risultati degli smart worker. A questo punto passerei invece la parola al dottor Cogo, che ci racconti invece l'esperienza per quanto riguarda la Regione Veneto, dove invece abbiamo sentito che è importante anche questa corretta definizione di quali sono gli obiettivi che devono essere ritagliati sulle singole persone. Dottor Cogo, a lei la parola. Sì, dovremmo anche lavorare un po' di più sul significato dei termini. Fra obiettivo e risultato c'è un mare e bisognerebbe ogni tanto ragionarci un po' di più. Ma comunque, ci pensiamo anche noi accademici insieme a voi su questa cosa. No, vabbè, io poi per carità non ci porti via il mestiere. No, scherzo. No, io faccio l'accademico a contratto, ma per hobby, per cui ogni tanto ho questa deriva, no? Scherzo. Dai. No, comunque, no, l'esperienza nostra ovviamente è un'esperienza di sperimentazione, per cui abbiamo scelto anche noi in alcuni ambiti che fossero il più possibile legati a mestieri che non dovessero essere troppo soggetti a dei processi continuativi, quindi andava benissimo a portare dentro, vabbè, al di là ovviamente human resource anche noi, però la comunicazione, abbiamo portato quelli della formazione, noi dell'IT, e quasi tutti i project manager, tanto per capirci, perché poi chi gestisce progetti di fatto, anche senza aver formalizzato l'accordo, smart working lo faceva sempre. Io mi trovo a fare smart working, cioè mi trovavo perché non eravamo in lockdown, ogni volta che dovevo ovviamente muovermi. Il mio lavoro è parecchio in movimento, no? Specialmente nella gestione di progetti europei, sei spessissimo in movimento, per cui questa capacità di adattamento a dov'è la rete, qual è lo strumento per fare il meeting, è una cosa normalissima per chi fa questo lavoro. Non lo è per chi gestisce i processi, perché è abituato a fare sempre le stesse cose, a utilizzare quello che gli viene imposto, e spesso e volentieri anche la sua routine è dettata dagli adempimenti, non è dettata da pensiero, idea, sviluppo, visione, come giustamente quelli che si occupano della parte progettuale. Detto questo, quindi una quindicina di persone all'inizio, la prima sperimentazione, la prima fase, abbiamo dotato, anche questo è abbastanza curioso, però a me piace sottolinearlo perché è nell'ottica un po' della digital transformation che noi portiamo avanti con la nostra agenda digitale. Avendo noi fatto una scelta di appoggiarci a un cloud pubblico, prima ho sentito ad esempio la dottoressa Fagotto parlava di 365, l'analogo è la Google Suite, quindi più o meno la stessa cosa abbiamo fatto anche noi 3 anni fa. Mai scelta fu più azzeccata, visto quello che è successo. Ecco, a questi 15, oltre che essere i primi sperimentatori ovviamente sulla Google Suite, gli abbiamo dato addirittura, che per quei tempi era veramente l'avanguardia, in Italia, un notebook di tipo Chrome, quindi senza sistema operativo, quindi svincolato dalle applicazioni dell'ente, per forzarli proprio a lavorare in cloud solamente con un browser e le plugin che quel browser permetteva di utilizzare. Non è stato facile, però li abbiamo accompagnati ed effettivamente hanno detto, beh sì, per chi sviluppa progetti lavorare in cloud si può fare, lavorare ovviamente everywhere, anytime si può assolutamente lavorare, e quindi queste 15 persone le abbiamo accompagnate a fare l'accordo individuale. L'accordo individuale abbiamo utilizzato un piccolo modellino, non troppo stretto, che avevamo condiviso nel progetto Vela, e l'accordo individuale è basato tutto su un rapporto fiduciario. Ecco, e qui anch'io entro nel tema di quali sono stati i manager più lungimiranti, quelli che erano abituati a valutare assieme, quindi a concordare in un rapporto di fiducia con il collaboratore, gli obiettivi da portare avanti. E non è stato facilissimo, perché sapete che specialmente nella pubblica amministrazione molti manager sono abituati ancora a lavorare con la modalità last in first out, cioè nel senso
succede qualcosa, un nuovo adempimento, una normativa, un'emergenza, il primo che becco in ufficio gli scarico questo adempimento e per fortuna averlo in prossimità, così posso fargli portare avanti le cose. Chi invece entra in un rapporto diciamo programmatico basato su obiettivi e condivide obiettivi a medio e a lungo termine, ovviamente entra in un rapporto di fiducia che prescinde dalla prossimità e prescinde soprattutto dal controllo. Attenzione, perché questo è stato molto interessante. Noi abbiamo lavorato sui risultati senza controllo, assolutamente, cioè non c'è nessun vincolo e nessuna imposizione a consegnare giornalmente, settimanalmente o chi più ne ha più ne metta resoconti piuttosto che quei terribili fogli di Excel che invece si vedono girare in questi giorni di emergenza Covid-19, dove tutti quelli che non conoscevano l'istituto, che non hanno fatto sperimentazione, la prima cosa che hanno imposto ai loro collaboratori è stata: mi raccomando, tutte le mattine dimmi cosa farai, alla sera dimmi che cosa hai fatto, io ti controllo sul numero di pratiche portate avanti. Questo non ha niente a che fare con la sperimentazione che abbiamo portato avanti noi. Quindi questa sperimentazione, 15 persone all'inizio, poi abbiamo esteso al 10% del personale. Non avevamo la giornata fissa, abbiamo messo un limite di 3 giornate e valeva solo la comunicazione, cioè nel senso non c'era nell'applicativo delle presenze ancora la codifica smart working, era una comunicazione semplice: domani io sono in modalità smart working, senza dover neanche dire se ero a casa piuttosto che in un coworking, in una biblioteca, in treno o dove. Tranquillamente è andato bene, abbiamo utilizzato poi tutto il set di indicatori facendo ovviamente anche delle interviste e poi valutando anche, sembrano stupidaggini, ma anche l'incremento del numero di videoconferenze, che noi possiamo vederlo dalla console di Google, il numero di documenti che vengono ovviamente veicolati sul cloud e tante altre cose anche di tipo fisico, l'utilizzo delle macchine che abbiamo dato, sono valutazioni che si possono fare sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Qualitativo però poi cosa abbiamo fatto? Una cosa che mi piace sottolineare: riuniamo, perché lo faremo ancora quando finirà questa follia, riuniamo costantemente in un seminario, una specie di una giornata del lavoro agile, tutti i lavoratori agili della regione, stiamo assieme, ci raccontiamo come sta andando, quindi al di là di propinare le solite evoluzioni, perché ci sono, noi facciamo una parte un po' frontale di come stanno andando avanti i progetti, ci mettiamo in ascolto le loro criticità, anche nei rapporti appunto con i manager o con i colleghi, anche da un punto di vista sociale, non solo da un punto di vista organizzativo. È molto importante anche ascoltarli da un punto di vista sociale. C'è il tema dell'ansia da prestazione, no? Che molti si rendono conto che appena uno va in smart working parte come un treno, comincia a mandare 10 mail ogni 5 minuti per dire guarda che sto lavorando, no? È uno dei sentimenti più diffusi. Poi si rallenta, c'è il problema dell'isolamento, ma se io mando mail nessuno mi fila, no? Perché non avendo il contatto in ufficio, quindi cercare anche di mediare queste situazioni. E poi il bisogno che c'è ogni tanto di confrontarsi non solo in modalità virtuale. Noi stiamo anche pensando, purtroppo è successo quello che è successo, però proprio a giugno dovevamo fare la prima festa, proprio volevamo fare una festa di tutti i lavoratori agili fuori dalla pubblica amministrazione, perché fuori dalle sacre stanze, dagli edifici proprio dell'istituzione, stavamo pensando di muoverci in un ambito magari di coworking. Qua tendo a sottolineare anche un aspetto che secondo me è molto interessante, ecco perché l'abbiamo anche nelle nostre sperimentazioni inserito all'interno della cornice dell'Open Innovation. Noi abbiamo appena lanciato un bando, anzi il bando è già stato aggiudicato sugli Innovation Lab. Gli Innovation Lab sono dei luoghi di innovazione esterni alla pubblica amministrazione. Finanziamo questi luoghi, fra i risultati attesi da rendicontare proprio andranno finanziati, ci sono postazioni fisse per i dipendenti pubblici all'interno dei coworking. Perché vogliamo questo? Perché vogliamo che il dipendente pubblico si abitui ad andare in un posto dove ci sono dei freelance, degli start-upper, dei nerd, persone che lavorano con tecnologie diciamo innovative da anni e che si contaminino con questi, cioè che non siano, come si può dire,
tristi, ma che vivano anche loro la giocosità, la creatività, la passionalità del lavoro che si svolge nei coworking. Compreso il biliardino, che non manca mai. Compreso il biliardino, compresa l'amaca, compreso tutto, va benissimo, tutto, assolutamente. Noi non possiamo vivere come pubblica amministrazione la frustrazione di guardarci le foto di Mountain View tutte belle colorate e poi dicendo non si fa. Dobbiamo farlo anche noi, dobbiamo assolutamente farlo, perché cosa c'è di male, no? Purtroppo c'è questa vergogna di dire alla pubblica amministrazione non si possono fare certe cose. Questo aiuta molto questa contaminazione con il mondo. Esatto. Sì, su questo, professore, volevo dire una cosa. No, ogni tanto bisogna levarsi dei sassolini, perché ho visto anche in questi giorni sui social ne stanno succedendo di tutte. Però mi piace ricordare a tutti che è vero, è verissimo, ci sono nella pubblica amministrazione delle situazioni che per noi dipendenti sono imbarazzanti, però vorrei ricordare a tutti che la maggior parte di quelle persone che sono negli ospedali sono dipendenti pubblici in questi giorni, quindi e questa è una cosa che Gianluigi, perfettamente d'accordo, ovviamente. Ovviamente. Bene, Silvia, ti rilascio la parola e andiamo, che sono le 3:05, così andiamo alla parte conclusiva, magari mettendo a fuoco, però lascio a te condurre. Certo, allora intanto anche in questo caso alcuni elementi che sono stati sottolineati, anche qui niente controllo, ma sì obiettivi che servono non solo al datore di lavoro, ma servono anche al lavoratore per darsi un senso, un significato alla propria giornata lavorativa. Altro tema che mi sembra molto importante, e su questo c'è anche una domanda per la dottoressa Fagotto, il luogo dello smart working, perché abbiamo sentito che per quanto riguarda la regione c'è un'apertura, ognuno può fare smart working dove vuole. Adesso c'è questa ipotesi dei coworking con l'obiettivo appunto della contaminazione. C'è una domanda per la dottoressa Fagotto, volevano sapere se anche in SIT c'è un luogo di lavoro predefinito per chi fa smart working. Ma allora, no, non abbiamo predefinito. L'unica cosa alla quale stavamo pensando era di dare delle buone prassi o magari modificare i nostri tools per un motivo, nel senso, lo smart working abbiamo all'epoca decretato che andava fatto all'interno del territorio italiano, nel senso che se vai in Giamaica è difficile che magari tu, okay, fosse altro che per il fuso orario. Attenzione però che se lavori in treno, se lavori in ambienti diciamo così pubblici, aperti al pubblico, c'è un tema di privacy delle informazioni, nel senso che quello che beve il caffè dietro di te può leggere magari la tua corrispondenza, eccetera. Quindi lì volevamo farci un po' la punta al cervello per dare quelle che sono delle buone prassi, non tanto perché non lo puoi fare, ma per avere delle accortezze per farlo in maniera adeguata sostanzialmente, ma non c'è. Dopodiché che tu mi risponda da una caffetteria piuttosto che dal salotto di casa tua o dalla casa in vacanza, obiettivamente l'importante è che tu risponda e il tuo task lo porti a termine fondamentalmente. E quindi no, non ci sono, non abbiamo regolamentato la parte di luogo di lavoro, non è quello. Abbiamo magari stiamo regolamentando delle altre cose, anche qui stiamo consigliando delle buone prassi e mi aggancio un po' a quello che diceva il professor Gubitta, ovvero allora, posto che questa situazione, anche come diceva il dottor Cogo, non è normale, nel senso che è ben chiaro che 5 giorni alla settimana non ce l'aspettavamo, nessuno di noi probabilmente si aspettava di farli. 5 giorni alla settimana, tra l'altro, costretti a casa con famiglia, che è l'altra variabile che tendenzialmente non fai quando sei smart working. Non so voi, ma io sceglievo di farlo quando sapevo che mio figlio andava a scuola e presumibilmente il pomeriggio a fare un'attività sportiva, in modo tale da avere lo spazio, il silenzio e la tranquillità per fare le mie cose. Oggi non è così, penso per tanti. Quello che stavamo riscontrando invece, sempre in un'ottica di ascolto, che si stava arrivando all'overworking, perché intanto c'è questa fase di isolamento alla quale siamo costretti,
E paradossalmente la socializzazione, l'unica socializzazione che c'è consentita è quella attraverso il network online, ok? Per cui è l'unica forma legale in questo momento. E le persone, anche che fossero in ferie, anche che non fossero attive nel lavoro, comunque erano attive al lavoro. Ci siamo trovati ad affrontare riunioni una dietro l'altra, se non una sopra l'altra, bombardamenti di qualsiasi messaggio da qualsiasi piattaforma. Se ti mando la mail non mi rispondi, cioè è un bellissimo video che gira anche su Facebook, per il quale io ho un'adorazione. Allora partiva il WhatsApp, se al WhatsApp non rispondi allora arriva la chat su Teams, se no, e quindi c'è questo bombardamento che creava un overstress. Alcuni colleghi avevano apertamente dichiarato che non potevano più continuare a sostenere questo ritmo, ok? Che stava diventando veramente stressante e non più gestibile. Quindi abbiamo ricordato quelle che sono le buone prassi, nel senso che cercare di applicare quello che è un comportamento da ufficio anche nell'ambiente di casa per quanto sia possibile. Fare delle pause periodiche, cercare anche di scambiare due parole con qualcuno. Dei colleghi si sono attrezzati e facevano la pausa caffè uno di fronte all'altro, ad esempio, però in un'ottica non lavorativa ma di de-stress, depressurizzazione. E poi l'altra cosa che abbiamo cercato anche qui, non dico di regolamentare, ma di ricordare come si fa, è che l'attenzione, a maggior ragione, nelle piattaforme è molto più bassa rispetto a un ambiente normale. Le riunioni quindi, e c'è anche una modalità diversa di lavorare, le riunioni vanno gestite in maniera diversa, vanno finalizzate meglio, le capacità di comunicazione vanno affinate in modo tale da essere più smart anche nel passaggio di concetti e nella gestione di feedback eventualmente sugli stessi. Non ci devono essere distrazioni perché appunto ci siamo detti è inutile che se io ascolto il webinar no, sullo smart working poi intanto chatto alla Silvia Oliva e la Silvia ha l'alert nel proprio telefono per il quale è arrivato il mio messaggio, no? Come sempre succede. E che anche ci sono anche situazioni imbarazzanti, per cui c'è anche una regolamentazione di rispetto innanzitutto del momento e di rispetto poi della persona legata a delle pause che all'epoca da contratto venivano chiamate fisiologiche che in questo momento pare si siano accantonate, insomma. Ci deve essere un po' quella famosa netiquette di cui accennavi, Paolo. Sì, Qualcuno oggi ha postato, scusa Paolo, scusami, ha postato solo qualcuno... una cosa, scusami Silvia, una cosa interessante qua, skill di comunicazione e layout delle riunioni, cioè organizzazione delle riunioni finalizzate, focalizzate, con skill nuove per gestire a distanza la relazione che nella contiguità fisica può essere gestita anche con altre. Anche questo è interessante concettualmente, perché uno può anche forse averle, ma nessuno nasce imparato, ecco. Bon. Prego Roberto, Silvia. Sì, sicuramente vanno l'altro giorno... Prego, l'altro Silvia. giorno su Facebook girava questo articolo sul fatto che non siamo in smart working, ma semplicemente stiamo lavorando da casa, che è una cosa molto molto diversa. Proprio perché speriamo tutti che finisca questo momento del stiamo lavorando da casa, la domanda con cui vorremmo chiudere brevemente questo webinar, perché noi ci siamo ripromessi di tenere il webinar in un'ora e non appesantire anche noi con ulteriori video e incontri online. Vorremmo capire secondo voi cosa resterà dopo questa esperienza. Voi siete partiti prima, quindi sicuramente avete delle skill maggiori rispetto a chi si è trovato a dover affrontare questa situazione senza preparazione. Resterà qualcosa? Quale sarà diciamo, l'eredità di questo momento difficile per l'organizzazione del lavoro nel futuro? Inizia il dottor Cogo. Ma io credo che è un po' brutto da dire, però, anzi è orrendo da dire. Questo maledetto virus è riuscito a
ad implementare una curva di apprendimento digitale che neanche dei tempi, non lo so, sinceramente, forse dovrebbe esplodere il DESI, no? Perché ci vedeva sempre ultimi a questo punto. Beh, lo vedremo dai prossimi monitoraggi, però sì, su questo c'è stata un'accelerazione, veramente una curva pazzesca, perché effettivamente al netto dello stress, sono perfettamente d'accordo con la dottoressa Fagotto, però avere tutti sbattuto la testa sugli strumenti, ma soprattutto sulle modalità, perché poi tutto il tema dei comportamenti, appunto delle etichette, quindi dei ritmi, eccetera, eccetera, fanno ripensare al digitale come un'opportunità sicuramente, ma anche come un mondo che ha delle regole, ha i suoi ritmi, e finalmente, e questo vuol dire anche non solo esperienze prettamente tecniche, perché facciamo attenzione, non è che l'apprendimento sarà solamente su skill di tipo verticali come quelle informatiche che sono di fatto verticali, ma anche molto orizzontali, perché si tratta di imparare a relazionarsi in un altro modo, imparare a comunicare in un altro modo, imparare ad usare il tempo, perché abbiamo usato pochissimo oggi purtroppo perché abbiamo poco tempo, tutto il tema del life balance che è molto ma molto importante, che dovremo riprendere. Quindi capitalizzeremo sicuramente questo. Secondo me questa curva di apprendimento, forse solo il maestro Manzi era riuscito a fare una cosa del genere con l'italiano in televisione più di 60 anni fa, mi sembra. Anche qui gira sui social, chi è che è riuscito a imprimere la trasformazione digitale nella tua azienda, no? E fra le 3 opzioni c'è Covid-19. Effettivamente questo è terribile da pensarci. L'altra cosa che dovremmo sicuramente capitalizzare, perlomeno noi nel pubblico, e questo lo sta già facendo secondo me benissimo la funzione pubblica, quindi il ministero nostro di riferimento, è che da qui non si torna indietro, cioè in questo momento l'istituto di fatto, pur non essendo completamente normato, però di fatto è accettato e accettabile da tutti. Poi ovviamente va disciplinato un po' meglio quando torneremo a una situazione normale, però non può più essere da nessuno osteggiato, cioè i conservatori con il freno a mano sono sconfitti, sono assolutamente sconfitti, perché si è dimostrato finalmente che si può fare. C'erano una serie di detrattori, perlomeno nel nostro mondo, che continuavano a negare, cioè dire sì, ok, fate delle sperimentazioni, ma tanto non si applicherà mai. Ecco, questo dovremmo sicuramente capitalizzarlo. L'ultimo elemento, io credo che questo, specialmente per chi riuscirà a dimostrare e sarà abile nel dimostrare il raggiungimento dei risultati, ok? Questo sarà un elemento, un'altra leva che probabilmente ci permetterà anche di rinnovare il management, perché il management che adotta il criterio della fiducia per far crescere il proprio team e insieme al proprio team raggiunge i risultati è il manager vincente, non è solo il manager che rispetta le regole e i tempi degli adempimenti. E questo è un altro aspetto assolutamente interessante. Sulle leve chiudo e poi vi lascio spazio. Il tema degli spazi è molto importante per noi amministrazione, e sapete che il costo degli affitti, degli immobili è pazzesco. Ripensare gli spazi, che è una cosa che cominciamo a fare adesso, lavorare senza i loculi come una volta, perché sono dei veri gli uffici sono dei loculi dove trasferisci metà della tua vita e il layout personalizzato fit sull'employee deve diventare invece adesso un luogo relazionale diverso, open finalmente, dove tutti cooperano assieme per il raggiungimento dei risultati all'interno del gruppo. Grazie. Roberta Fagotto, se vuole aggiungere qualcosa su questo aspetto, ne abbiamo detti già abbastanza. Direi tutti, sicuramente siamo a un punto di non ritorno, quello che sta cambiando non è solo la digitalizzazione del paese, ma secondo me anche l'attitudine al problem solving, nel senso che a casa, davanti ai nostri PC, eccetera, siamo comunque chiamati ogni giorno, in ogni momento, a crearci noi delle micro soluzioni a dei problemi o tecnologici o in generale che ci vengono posti banalmente anche da questa emergenza.
per cui diciamo così stiamo togliendo quell'incartapecorimento anche che magari sul quale ci eravamo adagiati, no? E quindi un bel trampolino di lancio in un'ottica di innovazione e modernità aziendale e poi di paese, spero. Grazie. Paolo, vuoi fare le conclusioni? Vuoi tirare un po' le fila della nostra discussione? Direi che i nostri due ospiti sono stati sufficientemente efficaci e chiari. La strategia, il cambiamento organizzativo, le piccole vittorie, la generazione di fiducia attraverso la relazione tra capi e collaboratori, o insomma persone che coordinano altre, la fiducia generata dal vedere che le cose si verificano, questa idea, mi rivolgo a Roberto Fagotto, del gruppo iniziale che si sente parte di una grande sfida e quindi si sente anche il carico della responsabilità di far accadere positivamente le cose, ricorda molto a delle assonanze con lo straordinario esperimento di Elton Mayo dei primi 20-30 anni del Novecento, che diede origine alla teoria delle relazioni umane all'interno dell'organizzazione. Quindi spero di poter fare in modo che SIT diventi anche, e la Regione Veneto diventino esperimenti che possono dare, no, avvio anche a nuovi percorsi. Poi l'ultima cosa sullo spazio, così creiamo, Silvia, la cosa. Questo tema dello spazio è un tema bellissimo concettualmente, no? Lo spazio nella progettazione organizzativa è un tema non propriamente antico, che è emerso negli ultimi 15-20 anni. Lo spazio non è soltanto estetico, quindi la bellezza, il piacere, ma è uno spazio che attraverso gli elementi estetici influenza la performance, il benessere, il ben vivere, eccetera. Ecco, noi a questo tema dedicheremo l'incontro, il webinar della prossima settimana, proprio perché cade a fagiolo, come si dice, rispetto all'incontro di oggi, perché dopo aver creato tutto questo contesto, ecco, adesso andiamo a casa mia. No? Cioè, entriamo nella casa di ciascuno e cominciamo a vedere come lato persone che lavorano, non azienda, tutto questo si mette energia a terra. E adesso la parola alla padrona di casa, dottoressa Silvia Oliva. Io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente i nostri due relatori, la dottoressa Fagotto e il dottor Cogo, per la loro testimonianza. Sicuramente ci portiamo a casa tante idee, tante suggestioni positive, anche qualche criticità, qualche riflessione aggiuntiva da fare prima di avviarci tutti a fare veramente smart working e non solo lavorare da casa. Ringrazio il mio collega, il professor Gubita, e ovviamente tutte le persone che ci hanno seguito, invitandovi la prossima settimana, il 16, con l'architetto Palù, appunto a parlare di spazi dello smart working. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie. A voi. Grazie a voi. Salve.